Amanti della tecnologia e della qualità, creators, aspiranti creators, prestate bene attenzione perché da oggi c'è una novità per voi che non potete assolutamente perdervi. Ciao a tutti, sono Mattia Malengo, content creator, e se già mi seguite da tempo lo so cosa vi starete chiedendo. Che salto di qualità, che è successo alle tue riprese? Oggi sono qui per informarvi proprio di questo. Ho una nuova vlogging camera firmata Sony. Per la precisione sto registrando con la ZV-1F, che udite udite è una super novità. Ho avuto modo di provare in anteprima tutte le sue funzioni, che vi spiegherò nel dettaglio tra poco. Restate con me fino a fine video perché vi dirò pregi e difetti. Uno dei problemi che dovrai affrontare almeno una volta durante la tua carriera da content creator sarà quella della bassa qualità. Il web solitamente riduce la qualità quando pubblichi contenuti online, soprattutto i social network. Ma se ovviassimo questo problema a monte, mi capita spesso di dover creare un contenuto di cui vado veramente fiero per poi dovermi lamentare una prima volta durante la post produzione e una seconda volta quando lo pubblico online. Diciamo che con riprese 4K Ultra HD e un'ottica fissa 20 mm con zoom digitale questi problemi non ci saranno più. La vlogging camera di Sony è facilissima da utilizzare ed è intuitiva anche per chi è alle prime armi. Tra le diverse funzioni abbiamo uno stabilizzatore interno che è possibile migliorare ulteriormente con un'impugnatura, o più comunemente chiamato grip, che secondo me è indispensabile per chi registra in verticale, la modalità bokeh, l'effetto ben sfocato dietro a un soggetto per intenderci, l'effetto pelle soft e la modalità product showcase, che permette alla fotocamera di mettere a fuoco un prodotto quando lo si avvicina. E vi faccio vedere. Questo è il coperchio. Tutte queste funzioni si possono attivare e disattivare direttamente dalla fotocamera. Possiamo creare anche dei filtri interni da applicare alle nostre clip e tramite un'app è possibile passarci velocemente tutte le clip che abbiamo registrato sul nostro telefono. Sony si è anche impegnata per creare questo prodotto il più possibile con plastica riciclata e anche il packaging rispetta l'ambiente. Ah, e puoi anche collegarla al computer e utilizzarla per le tue dirette o live streaming. Vi dirò che ci sono anche altre funzioni, ma sono tutte da scoprire. Insomma, tornando a noi, questo prodotto chiaramente, come tutte le macchine fotografiche, non potrà mai sostituire la comodità del nostro telefono. Però quando abbiamo bisogno di registrare delle clip, fotografare con una qualità maggiore o anche semplicemente non vogliamo scaricare la batteria del nostro telefono, questo prodotto secondo me è perfetto. D'ora in poi mi vedrete registrare con questa meravigliosa macchina e ringrazio di nuovo il team Sony per avermela fatta provare in anteprima. Vi lascio il link del prodotto nella descrizione di questo video se volete leggervi nel dettaglio tutte le caratteristiche o semplicemente siete interessati, e fatemi sapere che cosa ne pensate. Buonanotte!